Ottima la performance del Marco Floris e The Great Music Band che si è esibita ieri sera al Teatro Postavecchia di Agrigento, dedicando anche uno spazio dello spettacolo alla non violenza verso le donne nella giornata del 25 novembre. Marco Floris, leader della band, un consuntivo di questa manifestazione svolta a Postavecchia. È stata una bella serata, ecco, raccontaci un po' come avete vissuto questa esperienza. Allora, è stata una bellissima serata, anche perché abbiamo portato al teatro dei pezzi nostri che portiamo anche in giro nei concerti, quindi è stata una bella esperienza. Portare anche del rock in teatro è stato qualcosa di fantastico, davvero. Andrea Lentini? Infatti è stata la prima esperienza quest'anno in assoluto, sicuramente ci saranno delle nuove attività e delle nuove iniziative a partire già dal prossimo mese e quindi contiamo di girare più posti possibili ed avere più visibilità dopo questa serata che è andata. Questa serata è stata contestualizzata anche in un momento oggi, festa della sì, oggi c'è stata giornata dedicata alla violenza alle donne, ecco, l'avete contestualizzata con un momento. Sì, c'è stato un intervento iniziale di un nostro componente che si è cioè quest'anno è entrato a far parte del nostro cast, che è Salvatore Vita, che ha fatto un piccolo intervento sulla giornata mondiale sulla violenza delle donne, un intervento suo. È andato abbastanza bene, pensiamo di proseguire queste nostre iniziative che di volta in volta verranno comunicate nella nostra pagina ufficiale che abbiamo su Facebook. Bene, sentiamo ora l'autore su questa ispirazione, che oggi è una giornata particolare. Buonasera, sono Salvatore Vita. Ieri abbiamo cominciato lo spettacolo con una frase: siamo qui riuniti stasera perché ciò che ci unisce è più grande, più forte di ciò che ci divide. Questo è stato il primo passo. Poi abbiamo fatto la performance della bravissima ballerina Ludivine, che abbiamo voluto rappresentare sul finale l'uomo che deve porgere la mano alla donna, non picchiarla. Molte persone ancora questo non l'hanno capito. E l'obiettivo di noi tutti e di voi che siete a casa e ci ascoltate è proprio questo. Si deve fare qualcosa, perché non è giusto che esista nel 2022 la violenza contro tutti, contro le donne, contro gli uomini. Questo è stato il tema di ieri. E poi questa meravigliosa band, cui ho conosciuto un anno fa e mi sono unito a loro. Marco, tu ti ispiri nella scrittura dei testi di Andrea? Sì, Andrea compone le musiche, io sopra le sue musiche creo i testi. Quindi già la musica mi suggerisce le parole da mettere. Quello che scrivo è soprattutto quello che mi accade, quindi cerco di portare su canzone delle cose che mi succedono, e poi mi accorgo che le canzoni, le cose che scrivo anche ad altra gente, comunque le vedo che anche comunque le altre persone. Marco, presentaci allora la band, le coriste. Subito, quindi abbiamo anche delle belle donne. Partiamo dalla mia sinistra, Elisa D'Alessandro, in arte Silea, che è la danzatrice del gruppo. Poi abbiamo la seconda voce, la voce solista, Anna Rita Floris, il cognome si avvicina al mio, quindi siamo fratello e sorella. E poi abbiamo Ludivine, che è la chitarrista del gruppo e anche la seconda danzatrice. È la seconda chitarrista. È la seconda chitarrista. Ludivine, un'impressione su questo spettacolo? Ci avete lavorato parecchio, questa sera a Postavecchia avete fatto il debutto? Sì, abbiamo fatto le prove anche ieri, anche oggi, dalle 4 che ci siamo, e siamo piene di energia per affrontare questa bellissima serata, proprio in onore delle donne.